Miluna Sicilia Ribera. Era Numero vincitrice 21. Jessica Ienna. Fermati qui. Vieni qua, complimenti, la vincitrice Brava. Jessica Ienna. È una fascia importantissima per me perché sto finalmente realizzando qualcosa in cui credevo e ho sempre sognato, quindi me lo porto da quando avevo 6 anni, quindi non so se ho reso un po' l'idea. Adesso finalmente ho raggiunto lo scopo che volevo e ora vediamo come andrà. Per conoscerti meglio, chi è Jessica Ienna? Cosa fa nella vita? È una giovane ragazza che fa la modella, finalmente dopo anni con cui ci ha provato, una sportiva che c'è nata, almeno così. E, che dire, semplice, testarda, troppo altruista e troppo solare. Miss Italia cosa rappresenta per te? Cos'è? È una vetta che è difficile arrivarci, ma ci proveremo. Anche quest'anno grande successo con Miss Italia, la finale regionale qui a Secca Grande a Ribera, il sindaco Carmelo Pace. Sì, un grandissimo successo. Noi siamo stati veramente onorati di ospitare Miss Italia e promettiamo che comunque ci saranno altre edizioni. Non so se ha vinto la più bella, perché la bellezza comunque è soggettiva. Qua c'è Maria Agozzino che è arrivata oggi quarta. È arrivata oggi quarta, ma spero che domani, in quanto agrigentina come noi, possa primeggiare in quel di Palermo. Al di là di chi ha vinto e di chi ha perso, sono delle splendide ragazze a cui veramente auguriamo un futuro prospero, non solo per quello che rappresentano fisicamente ma per quello che hanno interiormente. Come procede adesso l'estate qui a Secca Grande a Ribera? Domani con bruschetta di Zelig, domenica con la ricotta e poi un grandissimo appuntamento unico per tutta la provincia di Agrigento che è il 26 di agosto e venerdì con Salvo La Rosa e Litterio. E poi il gran finale con Anna Tatangelo, Valerio Scanu, Toti e Totino, Virginio che è all'interno del Pizza Fest con i paracadutisti tricolori che scenderanno per l'inaugurazione. Insomma, l'estate per noi non è ancora finita, anzi al contrario sta entrando veramente nel vivo. Ne approfitto dell'intervista per fare invece un appello a tutta la provincia di Agrigento, ma non solo, a tutta la provincia di Agrigento per venirci a trovare perché vi assicuriamo tanto divertimento. Anche questa sera grande successo con Miss Italia a Secca Grande a Ribera, Paola Bresciano. Buonasera a tutti, un saluto a Teleagras che ci segue ogni anno con il nostro concorso Miss Italia e sono ben felice. Grazie a te anche tutto l'aiuto, devo dire che mi ha aiutato tantissimo e seguito il tour anche quest'anno e spero anche il prossimo anno. Questa sera è stata una bellissima serata, molto serena, ha vinto una bella ragazza, devo dire grazie al sindaco e a tutta l'amministrazione che ogni anno ci ospita qua in questo posto bellissimo. Mi auguro che la ragazza arriva a Montecatini Termi e riesce a superare la finale, me lo auguro di vero cuore. Dobbiamo molto a un gruppo a due signore, alla signora Rosi Di Fiore e a Rosi Celestino e Maria Di Fiore che qui in questo villaggio di tempo in tempo pubblicano un giornalino, il Gabbiano in piscina, che ha avuto modo di contattare Paola Bresciano e di sensibilizzarla verso questo luogo mostrandone le bellezze e quindi facendo vedere come questa cornice, questo mare, questo anfiteatro siano il luogo più adatto per ospitare un concorso di bellezza, la bellezza nella bellezza della natura. Per la verità molti conoscono in Sicilia, in Italia e anche all'estero Calampiso. Ecco, questo serve a farlo conoscere. Qui oggi sono presenti almeno 900 tra siciliani e campani,
oltre a soggetti, a persone di altre regioni d'Italia e a qualche straniero. Noi vogliamo dare, attivando queste promozioni, questi eventi, vogliamo dare anche una risposta a quella che sono le istanze che vengono dal mondo del turismo o del mondo dello spettacolo in un momento di grave crisi. La crisi può essere superata se c'è entusiasmo, volontà di agire e se c'è capacità organizzativa, così come ha dimostrato questa struttura e specialmente i due rappresentanti della Lega Bianca in Piscina. Che cuore ha questa vittoria per te? Beh, sicuramente sono molto emozionata perché ovviamente non me l'aspettavo e cercherò di mettercela tutta e sempre con la grinta perché di natura io sono grintosa. Annalisa Arraffa, cosa fa nella vita? Io studio chimica e tecnologie farmaceutiche a Messina, vivo a Cianciana e ho 21 anni. Prima volta sulla passerella? Beh sì. Ed è andata nel migliore dei modi? Già. Te l'aspettavi questo trionfo? Sinceramente no, perché c'erano molte ragazze belle qua insieme a me e speriamo bene anche per le prossime. Quella corona che indossi sulla testa, che valore ha per te? Beh, è un traguardo che ovviamente raggiungerò col passare degli anni e finalmente vedremo dove arriverò. Miss Italia, cosa rappresenta per te? Cos'è principalmente? È un sogno Miss Italia, un sogno che si avvera. Federica Provenzano di Agrigento ha vinto a Cerda il titolo di Miss Curve d'Italia Sicilia, adesso per te le prefinali nazionali a Montecatini Terme. Cosa vuol dire, cosa rappresenta per te questo traguardo? Rappresenta per me un sogno che si sta per avverare, comunque si è avverato per metà, perché diciamo che adesso ho la valigia pronta e posso partire per Montecatini e spero di portare in alto il nome della Sicilia e di essere all'altezza per rappresentare appunto questa fascia Miss Curve. Te l'aspettavi questo successo? Non me l'aspettavo per niente, perché ero convinta di non essere all'altezza. Io sono così, sono una persona riservata, molto timida, non si sente mai all'altezza, esatto. E adesso non lo so, è un sogno che si avvera, sono emozionatissima. Una formula estremamente riuscita, un mix di spettacolo, di competizione, di sogni nel cassetto delle ragazze, insomma ha trovato il gradimento del pubblico. Noi siamo molto lieti di aver ospitato questa manifestazione, lo staff di primissimo piano, a iniziare dal presentatore a scendere, insomma una professionalità eccellente e tutto questo ha determinato proprio questo successo. Il pubblico ha seguito tutte le fasi della selezione fino all'ultimo. Questo significa che il gradimento e il successo è stato proprio sancito da questa presenza di tanta gente in questa piazza che è stata riempita. Noi abbiamo con questo un motivo di orgoglio, perché portare la gente ad avere un momento di spensieratezza in un momento di grave crisi è comunque un fatto positivo. Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Una mano arriba, sin corazón.